c'è una certa apprensione perché è un mercato che è in crescita. La marca economica parteggia per una Gran Bretagna europea e il referendum che sta dividendo il Regno Unito viene osservato attentamente dai nostri arredatori, ma soprattutto dai viticoltori che hanno visto aumentare costantemente le commesse dall'altra parte della Manica. Anche la Camera di Commercio di Treviso ha fatto i conti sul mercato inglese, arrivando alla considerazione che al momento non si può dire cosa succederà se dovesse vincere la separazione con l'Unione Europea. Adesso se ne sente di tutto e di più, non sappiamo, neanche loro sanno calcolare, si va per approssimazione. Comunque vada, sottolinea il numero 1 di Piazza Borsa, anche dalla Marca e dal Veneto deve partire un segnale chiaro su questa Unione Europea che secondo Pozza va cambiata ma non cancellata. E certe regole devono essere modificate perché altrimenti se noi dobbiamo dipendere esclusivamente dai tecnici, dai burocratici di Bruxelles senza tenendo conto delle specificità territoriali dei propri paesi, indubbiamente ci sarà sempre più chi è contro questa comunità europea. Noi non vogliamo una comunità europea di questo tipo, però non possiamo fare a meno assolutamente della comunità europea.